Buona, 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 buona. Buonasera. Ecco. Aprite le vostre Bibbie nel Salmo di numero 51. Salmo numero 51. Mettetevi in piedi per leggere la parola del Signore. Abbi pietà di me, ó Dio, per la sua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con insopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Ó Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai miei colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, ó Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion, nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero. Allora si offriranno tori sul tuo altare. Questo è un salmo di pentimento, un salmo dove il salmista riconosce la sua situazione di peccatore davanti a Dio, riconosce chi è Dio davanti a lui e chiede perdono. Perdono per quello che hai fatto, perdono per quello che è, perché la nostra natura è peccaminosa. Il salmista riconosce che non è solo quello che fa, ma la situazione in cui è stato generato. E spesso in chiesa parliamo delle belle cose che Dio ha fatto per noi, ed è giusto così, ma non così spesso noi ci ricordiamo di riconoscere la nostra situazione davanti a Dio. Quindi in questo momento di preghiera vi chiedo di mettere la vostra vita davanti a Dio, meditare su quelle cose che avete fatto questa giornata, questa settimana. Meditatevi riguardo alla vostra natura peccaminosa, ma soprattutto al nostro Dio, che è un Dio di giustizia, sì, ma è anche un Dio amoroso, misericordioso, un Dio che può cancellare i nostri peccati. Ma per questo serve avere un cuore ravveduto, serve riconoscere
la nostra situazione e consegnare la nostra vita a Lui. Preghiamo. Signore, noi ti preghiamo, Padre, tu che conosci il nostro cuore, conosci le nostre difficoltà, Signore. Prendi cura di noi, perdonaci, cancella questi peccati, aiutaci ad avere una vita di santità, Signore, una vita gradita a te. Come il testo dice, non sono le offerte, i sacrifici, gli olocausti che gradiscono a te, ma un cuore ravveduto, una vita dedicata soltanto a te, Signore. Accetta il nostro culto stasera, in nome di Gesù. Amen. Sin dal principio tu eri, eterno tu sei, Signor. Dal nulla creasti la terra, mi arrendo a te. Prima ancor che io peccassi, in croce pagasti per me, il mio peccato portasti, mi arrendo a te. Che posso dire? Che posso fare se non consegnarti, oh Dio, il cuore mio? Che posso dire? Che posso fare se non consegnarti a Dio, il cuore mio? Cammino nella tua salvezza, lo Spirito vive in me, dichiaro le tue promesse, mi arrendo a te. Che posso? Che posso dire? Che posso fare se non consegnarti, oh Dio, il cuore mio? Che posso dire?
ti muovi fra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce del buio, Dio mio, questo sei Signor. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce del buio, Dio mio, questo sei Signor. Tu sei qui, toccando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei
sei Signor, questo 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 sei Signor. Padre, che tu possa darci un cuore di servo, Padre, che noi possiamo venire lavati. Ti prego che possiamo avere una mente uguale alla tua, Padre, desideri uguali ai tuoi. Ti preghiamo che possiamo essere più simili a Gesù. Ti prego che noi possiamo essere più simili a te, capire le tue cose, Padre, capire i tuoi piani. Ti prego di abbassare le nostre volontà, il nostro orgoglio, Padre. Ti prego che il tuo amore, Padre, si innalzi. Ti prego che possiamo imparare ad amare come tu hai amato. Ti prego che noi possiamo almeno provare ad essere santi quanto tu lo sei stato, Padre. Ti prego che lo Spirito Santo possa consigliarci. Ti prego che noi possiamo essere ripieni della tua sapienza. Noi possiamo essere ripieni della tua volontà, Padre. Possiamo essere ripieni di quello che sei tu, non per un'emozione, Padre, ma per sentirti accanto in ogni momento, per sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, Padre. Che noi possiamo avere una relazione a tu per tu, ripeto, non per un sentimento, non per una lacrima, ma che noi possiamo essere ripieni del tuo Santo Spirito sempre, nei momenti in cui noi abbiamo bisogno, Padre. Ti prego che noi possiamo essere completamente trasformati, Padre, nel nome santo di Gesù, amen. Che il tuo Santo Spirito possa essere qui in mezzo a noi, cambiarci, Padre, amen. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua è solo con te. Sento l'amore che porta alla libertà e la vergogna disfa, la presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signor, con la tua presenza riempici di te. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua è solo con te.
presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, nella tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza,
scendi come un fuoco e come a Pentecoste riempimi di nuovo. Padre, che noi possiamo essere qui disposti a farci cambiare da te. Ti prego che noi possiamo essere qui disposti a farti entrare nelle nostre vite, che lo Spirito Santo possa riempirci, che noi possiamo essere più simili a te, Padre, capire i tuoi piani, Padre, capire di più della tua parola. Nel nome santo di Gesù, che tu possa essere qui presente in mezzo a noi, nel nome santo di Gesù, Padre, che possiamo essere ripieni del tuo Santo Spirito. Ti prego di consolare chi è afflitto, Padre. Ti prego di consigliare chi ha bisogno di essere consigliato, Padre. Ti prego di essere qui in mezzo nel nome santo di Gesù, Padre. Amen. Potete sedervi. Buonasera per chi è arrivato dopo. Buonasera. Grazie. Stasera faremo una piccola pausa nella lettera ai Galati e vedremo un testo diverso. Domani avrò l'opportunità di predicare alla Chiesa cinese, a Mestre. È una cultura assolutamente diversa dalla nostra, di tutte le nostre culture, perché già qui siamo diverse culture. E quando mi sono fermato per ragionare, per meditare nella parola di Dio e capire cosa predicare a quel gruppo di giovani adolescenti, questa cosa della diversità della nostra cultura mi ha colpito e ho preso un testo che ci fa ragionare un po' a questa situazione. E ho detto, perché no? Perché non predicare anche sabato? Perciò aprite le vostre Bibbie nel libro di Daniele, capitolo 1. Daniele 1, e leggeremo i versetti dal 1 al 21. Daniele 1, dall'1 al 21. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. E il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto,
dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo il quale sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda: Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Baltazzar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesac e ad Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni, essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi dei re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. A questi 4 giovani diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione e sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, egli li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Preghiamo. Padre, ti chiedo, Signore, di parlare al nostro cuore, di istruirci, di darci saggezza e capacità di comprendere la tua parola, Signore. Cambia soprattutto il nostro cuore, trasformaci. In nome di Gesù. Amen. Bene, il libro di Daniele è un libro che è stato scritto nel secolo 6 avanti Cristo, si dice, giusto? Prima della nascita di Cristo. È un libro storico, anzi la prima metà del libro di Daniele è un libro storico, narrativo, si può dire così, e l'altra metà è un libro profetico. E gli eventi accaduti lì nel libro di Daniele parlano del periodo dell'esilio del popolo della metà di Giuda, del regno di Israele. Lì il regno era già stato diviso in 2, il regno del nord e il regno di sud. La prima parte, il regno di Giuda, è stato in cattività, esiliato dai Babiloni con il re Nabucodonosor. I fatti lì capitano dall'anno 605 a 535-36 più o meno, e l'aspetto centrale è la sovranità di Dio. Daniele e i suoi amici avevano i requisiti stabiliti dal re Nabucodonosor
per appartenere a quel gruppo di giovani che sarebbero messi a prova. Poi tra di loro avrebbe scelto i migliori tra di loro per servire al re. Loro sono venuti da una nazione straniera, simile a noi, no? Anche noi siamo, la maggior parte qui, siamo stranieri. Loro dovevano imparare la cultura della Babilonia, le usanze, dovevano imparare la lingua, e tutto questo con uno scopo molto preciso da parte del re. E loro sono stati istruiti in questo per 3 anni, per dopo essere messi a prova. Perché il popolo è stato esiliato? Già da Levitico e poi in Deuteronomio noi vediamo Dio che avverte il suo popolo volte dopo volte che se loro avessero girato le spalle a Dio, se fossero stati infedeli, sarebbero puniti. Dio è un Dio misericordioso, ha punito subito diversi dei loro peccati, dei loro errori, e alcune volte ha permesso, diciamo così, che la cosa fosse un po' più avanti. Faceva delle avvertenze, magari loro subivano delle conseguenze un po' più piccole, finché è arrivato un momento in cui sia il regno del nord sia il regno del sud è stato portato in esilio, come in cattività si dice, sono stati portati in cattività, soprattutto per essere schiavi. La parte che è stata portata in esilio sul comando di Nabucodonosor, il re ha preso quelli che avevano, come il testo dice, o una linea reale, erano di famiglia reale, oppure quelli che erano di famiglie nobili, i più importanti ragazzi, tutti giovani. Perché? Perché rappresentavano una specie di leadership, o almeno erano considerati in modo più rispettoso. Il popolo li guardava, il popolo ebreo che era lì in cattività insieme a loro li guardava, ma non li ha fatti schiavi, li ha fatti mischiarsi tra di loro. Cioè dovete praticamente diventare uno di noi. Imparerete tutto quello che potete sulla nostra cultura, sulla nostra lingua, sulle nostre usanze, e il popolo vedrà tutto questo. Era un modo di farli sentirsi appartenenti a quella cultura. Piano piano, giorno dopo giorno, si sentivano più, o dovrebbero sentirsi più a casa. Non solo loro, ma anche il popolo, come ho detto, che guardava quei ragazzi, il popolo giudeo che guardava quei ragazzi. Possiamo dire che forse era anche una prova di cancellare la loro identità. Non sarete più conosciuti come i giudei che sono cattivi, che sono in cattività, siete stati esiliati nella mia terra, ma sarete conosciuti come uno di noi, vivendo insieme a noi, immischiandosi tra di noi. E così non ci saranno magari delle guerre, forse vi sentirete così bene qui che decidiate di vivere insieme a noi, con i nostri dei. E a questo punto il concetto di giusto e sbagliato inizia a diventare un po' grigio, perché la loro legge era la legge data a Mosè. Non è che loro seguivano in quel momento lì una legge civile stabilita da un governo, da una repubblica. No, erano un paese, erano un popolo seguito da una legge detta da Dio, stabilita da Dio, portata al popolo da Mosè.
se il loro concetto di quello che era giusto e quello che era sbagliato iniziasse a immischiarsi, loro non so neanche se esiste questa parola, ma di seguire quello che era stato stabilito a loro come precetti della legge di Dio. Il versetto 7 dice: il capo degli eunuchi diede a loro altri nomi, a Daniele Baltazzar, ad Anania Sadrachi, a Misael Mesachi e ad Azaria Abednego. Hanno cercato di cancellare pure il loro nome. Perché? Perché era comune nella comunità ebraica, nella comunità giudaica, che il loro nome avessero un significato, e solitamente questo significato c'era a che fare con il Dio di Israele, il nostro Dio. Daniele, ad esempio, significa il mio giudice è Dio. Anania, Yahweh è grazioso. A Misael, chi è come Dio? E ad Azaria, Yahweh ha aiutato. Nomi che avevano significati che parlavano del loro Dio. Il semplice fatto di pronunciare il loro nome era parlare direttamente di Dio. I nomi invece che hanno dato a loro erano nomi che erano collegati alle loro divinità, ai dei babilonici. Fin qui, quali sarebbero le somiglianze tra Daniele e i suoi amici e noi? Siamo praticamente tutti stranieri, no? Anche loro erano stranieri in quella terra. Nella nostra chiesa Agape, e questo è di una bellezza impari, si dice? Dispari. No, una bellezza senza uguale, grazie. Noi abbiamo tra di noi, non dico solo qui, ma come chiesa, noi abbiamo brasiliani, abbiamo moldavi, abbiamo russi, abbiamo tedeschi, albanesi, argentini, cileni, colombiani, venezuelani, africani. Siamo popoli, persone da diversi popoli, di diversi luoghi del mondo, riuniti qui in Italia. Ma gli italiani non sono stranieri? Sì che lo sono anche loro. Perché la caratteristica che più ci somiglia a Daniele non è il fatto che siamo nati in paesi diversi, ma il fatto che come cristiani noi siamo tutti stranieri in questo mondo. Un'altra somiglianza che abbiamo con Daniele è che anche il luogo dove viviamo, la cultura di questo mondo, cerca di cambiarci, cerca di cancellare le nostre caratteristiche, di cancellare il nostro legame con il nostro Dio, di farsi sentire sempre più al nostro agio in questo mondo. Il primo punto che vorrei sottolineare è giustamente questo. Come cristiani, noi siamo tutti stranieri in questo mondo. Giovanni 17,14 dice, Gesù parlando con i suoi discepoli, parlando riguardo ai suoi discepoli, dice così: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 20, quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Il mondo proverà a cambiarci, proverà a farci sentire uno di loro.
e forse ci farà iniziare a vedere il peccato come qualcosa di normale, come lo è anche a loro. La scorsa settimana eravamo in pochi, non so quanti di voi eravate presenti, e ho citato un pezzo di un libro di C.S. Lewis, Lettere di Berlicche si chiama, no? In italiano. Leggerò lo stesso brano, una finzione dove un demone più esperto cerca di insegnare un demone più giovane, il suo allievo demone, a come distruggere la vita di un ragazzo. E il brano dice così. Ricordatevi però che è dalla prospettiva di un demone, ok? Parlando a questo suo allievo, dirai che questi sono peccati molto piccoli, ma ricorda che l'unica cosa che conta è il grado in cui riesce a separare l'uomo del nemico. Il nemico in questo caso Dio. Non importa quanto piccoli siano i peccati, purché il loro effetto cumulativo sia quello di allontanarlo dalla luce e condurlo al nulla. Un omicidio non è migliore di una partita a carte, se una partita a carte può raggiungere lo scopo. In realtà, la strada più sicura verso l'inferno è quella graduale, il dolce pendio, soffice sotto i piedi, senza curve improvvise, senza pietre miliari, senza cartelli indicatori. Cosa sta cercando di dire? Non serve puntare ai grossi peccati, non serve fare che questo giovane commetta un omicidio, basta una piccola bugia, basta una piccola disobbedienza ai loro genitori, basta guardare quella ragazza in un modo un po' diverso e pian piano questo effetto cumulativo inizia ad allontanare questo giovane dal suo Dio. È questo che il mondo prova a fare con noi. Ho usato questo brano per fare un'applicazione diversa la scorsa settimana, ma serve esattamente per questa. Non dico che necessariamente saranno i demoni a cercare di cambiarci. Provano, sicuramente. Ma a volte diamo, come avevo un amico che mi diceva sempre, a volte diamo troppa, come si dice? Non è importanza, no, non troppo potere, troppo quando, no, crediamo che Satana faccia molto più cose di quanto lo fa. Troppo credito, forse. Diamo troppo credito a Satana. Cioè, lui non fa metà delle cose che noi mettiamo la colpa su di lui. Perché la maggior parte degli errori sono frutto dei nostri cuori. Lo facciamo noi. Ah no, perché sono stato tentato, Satana mi ha colpito. Insomma, è facile, la colpa è sempre di Satana. Noi siamo i responsabili. Cosa permettiamo al mondo che ci circonda di fare a noi? Vent'anni fa, vi faccio solo un esempio, non è necessariamente sbagliato, ma 20 anni fa realizzare questo culto in una sala nera con queste luci, saremmo tutti quanti espulsi dalla chiesa. Sicuramente, in qualsiasi chiesa. Non c'erano le chiese con pareti nere 20 anni fa. Alcune non permettevano neanche, alcune non permettono ancora alcuni strumenti, ma le pareti nere mai. Molte chiese durante il periodo della riforma protestante non permettevano strumenti
Poi, pian piano, hanno iniziato a permettere alcune cose. La batteria forse è stato l'ultimo, è lo strumento progettato da Satana, è come dicevano. Oggi siamo in una sala nera. Possiamo avere la libertà anche di parlare in modo un po' più giovanile. Ma la domanda che faccio è, il quanto di questo potrebbe essere noi permettendo che il mondo influenzi la Chiesa? La scusa sarà sempre che no, le sale nere servono perché il nero assorbe la luce, è meglio, si stanca meno. Le luci davanti con la sala nera impedisce certe distrazioni tra le persone che stanno lì guardando, osservando, partecipando al culto. Il focus è più sul palco e queste cose sono vere, lo sono, tutto questo è vero, ma è veramente per questo che lo facciamo? O quante di queste chiese fanno per questa ragione? E quante di queste chiese lo fanno perché è un ambiente un po' più giovane, così riusciamo ad attrarre altri giovani, perché si sentiranno più a loro agio, perché questo è più vicino a quello che loro trovano in una discoteca. Avete percepito la differenza? Cioè quello che può essere una cosa buona, nel senso cerchiamo di adattare alcuni aspetti per aiutare quelle persone, i fratelli, a fare più attenzione al culto, può essere anche un strumento di cercare di somigliare, far somigliare alla Chiesa con una discoteca, con qualcosa che i giovani trovano al di fuori, perché così quando li invito a venire la loro barriera sarà un po' più bassa. Saranno magari un po' più disposti ad accettare un invito. Ma Junior, questa non è una ragione giusta per farlo? No, assolutamente no. Loro devono venire non perché è divertente, è uguale a quello che trovano là fuori. Devono venire proprio perché siamo diversi. Cioè, probabilmente sarà molto più facile che loro accettino un invito. Questo è vero. Ma se alla fine è praticamente la stessa cosa che andare in discoteca, però lì ci sono le bevande e tutto quanto, quale possibilità abbiamo che loro rimangano? E cosa stiamo insegnando con questo? Di nuovo, non sto dicendo che è un problema avere tutto questo, no? Assolutamente no. Ma è con quale ragione lo facciamo? Perché prendiamo certe decisioni? La stessa decisione presa da due persone possono essere state prese per ragioni diverse, una giusta e una sbagliata. Dov'è il nostro cuore? Come vediamo il mondo? Come vediamo chi siamo noi? Il secondo punto è di non corrompersi con ciò che il mondo ha da offrire. Siamo stranieri, tutti noi stranieri in questo mondo, e questo mondo ci offre tante e tante cose. Noi vogliamo corrompersi con queste cose o vogliamo dimostrare che siamo diversi, che la nostra cittadinanza è nei cieli? Il versetto 8 di Daniele 1 dice: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Daniele e i suoi amici potevano aver preso la decisione più semplice, più sicura: cibo buono,
se poi non siamo accettati dal re, non sappiamo cosa ci succederà, perciò mangiamo il loro cibo, beviamo il loro vino e ci sforziamo per essere i migliori. Forse è quello che ha cercato di fare tutti gli altri ragazzi. Ma invece loro hanno deciso di rimanere fedeli al loro Dio, al nostro Dio. Hanno deciso di non corrompersi. Non sappiamo esattamente cosa loro intendevano con non corrompersi. Forse alcune di quel cibo, la carne magari, erano roba proibita a loro come ebrei. Forse perché parte di quello che mangiavano potrebbe essere anche stato offerto agli altri dei. Oppure era un modo loro di dire soltanto: io non sarò uno di voi. Io non farò le cose come volete. Io sono diverso e vi farò vedere che il mio Dio è il Re dei Re. Quello che il mondo ha da offrirci e spesso sembrerà un bel banchetto offerto da un re. In mezzo a quel banchetto siamo disposti a mangiare solo i legumi? Siamo disposti a scegliere con cautela? Cosa possiamo prendere di questo mondo e cosa dobbiamo rifiutare di questo mondo? Perché non vuol dire che tutto che appartiene al mondo è sbagliato. Ovvio che no. Le canzoni, Dio ha creato le canzoni. Dio ha creato gli strumenti. Ma quali canzoni ascoltiamo? Dobbiamo ascoltare soltanto inni e cantici della Chiesa? Ovvio che no. Ci sono tante belle canzoni che appartengono al mondo, ma che possiamo sì scegliere come i legumi. Ma se decidiamo di prendere tutto come un bel banchetto, insieme a quei legumi ci saranno tante cose che a qualcuno che non appartiene a questo mondo, a qualcuno che ha la sua cittadinanza nei cieli, non dovrebbe ascoltare. Posti che non dobbiamo frequentare, persone che non dobbiamo frequentare, attitudini che non dobbiamo praticarle. C'è cosa buona nel mondo? C'è. Ma ci serve saper scegliere queste cose. Se siamo disposti a fare e rifiutare tutte le altre cose. Romani 12:2, l'Apostolo Paolo dice: non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Prima Giovanni 2,15: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Non c'era nessuno lì che poteva giudicare quei ragazzi, quei giovani. Ma comunque loro hanno deciso di rimanere fedeli. Hanno preso la decisione di dimostrare al re, alle guardie, agli eunuchi, che loro erano diversi, che non sarebbero loro che sarebbero loro a influenzare quel regno e non il regno a influenzarli. Quando guardiamo noi in questo mondo, in questo contesto dove siamo, al lavoro, all'università, a scuola,
Siamo noi a influenzare quel luogo, quelle persone intorno a noi? O noi permettiamo che quelle persone ci influenzino? Qual è la nostra attitudine? E qui arriviamo al terzo punto. Dio si prende cura di coloro che lo appartengono. Il versetto 15 dice: alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperi di tutti i giovani che avevano mangiato il cibo del re. 19:20 il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, egli li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Questo non vuol dire che le cose saranno sempre facili, che saremo sempre posti in un luogo di distacco, ma significa che Dio è fedele, Lui è fedele. Noi spesso siamo gli infedeli, ma se in mezzo alle nostre difficoltà, quando siamo messi a prova, se rimaniamo fedeli a Lui, anche se le conseguenze possono essere brutte, possiamo essere assolutamente sicuri che Lui si prenderà cura di noi. Lui rimarrà fedele, perché rimane fedele anche quando noi non lo facciamo. Il nostro Dio è un Dio sovrano, un Dio che possiamo vedere in tutta la storia del popolo ebreo, che ha dirigito ogni aspetto, li ha guidati in ogni circostanza. Un Dio che dirige anche le nostre vite. E soprattutto, la nostra fedeltà non deve essere basata su, io sono fedele, allora sarò fedele, perché se lo sono, anche Dio sarà fedele a me in qualche aspetto. Questo è vero, ma non è così che dobbiamo ragionare. Noi dobbiamo essere fedeli a Lui, perché Lui ci ha già dato tutto. Non è qualcosa che dobbiamo fare nell'aspettativa di magari ricevere, ma fare perché abbiamo già ricevuto. E abbiamo ricevuto qualcosa che non c'è prezzo. Dio stesso ha provveduto, ancora prima della fondazione del mondo, colui che avrebbe pagato il prezzo dei nostri peccati. La storia di Daniele punta verso qualcuno che ha attraversato delle difficoltà, è stato tentato, è stato provato, qualcuno che il mondo ha cercato di corromperlo, ma che è stato fedele in tutti gli aspetti. L'agnello perfetto, morto per noi. Colui che si è fatto maledizione al posto nostro. Questo è Cristo Gesù. Noi, come cristiani, siamo figli di Dio, concittadini dei cieli. E come cristiani siamo stati chiamati per essere luce e sale in questo mondo. Siamo stati chiamati per essere diversi, per influenzare il mondo. Siamo noi a fare la differenza. Un cibo senza sale non dirò che non piace a nessuno. A volte è anche buono, ma quando c'è quel cucchiaino di sale percepiamo la differenza e cambia assolutamente tutto. Il sapore è diverso. È questo che siamo stati chiamati.
per fare la differenza, non per passare inosservati come un cibo senza sale, non per diventare come loro. Dobbiamo amarli, sì, ma non il mondo, amare le persone, non le cose del mondo, le persone. E come amiamo le persone? Facendo la differenza nella loro vita. Siamo stati chiamati per risplendere la gloria di Cristo. E vorrei finire lasciando questa domanda a voi. Ho detto che quei ragazzi, anche se non c'era nessuno per giudicarli, loro sono rimasti fedeli. La domanda che vi faccio è: chi siete voi quando nessuno vi vede? Chi siete voi in questo mondo quando nessuno vi osserva? Chi siete voi quando il mondo ci offre un banchetto? Quando loro ci guardano, cosa vedono? Uno di loro o qualcuno che non appartiene a questo mondo? Preghiamo. Signore, ti prego, aiutaci a risplendere la sua gloria in questo mondo, Signore. Aiutaci a rimanere fedeli a te, anche quando nessuno ci guarda. Aiutaci a influenzare le persone che sono accanto a noi, a fare la differenza nella loro vita, che loro possano guardarci e vedere te, Signore. È a questo che siamo stati chiamati. Grazie, Padre, perché come tuoi figli abbiamo il privilegio di avere la nostra cittadinanza nei cieli, Signore, dove un giorno tu verrai a prenderci per portarti lì. Grazie, Padre, perché questo è stato possibile soltanto attraverso il sacrificio di Cristo Gesù, che ci ha lavati, ci ha purificati di ogni ingiustizia, Signore. Grazie, Padre, per la tua opera in noi, in nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi, continuiamo a lodare il nome del Signore. Sin dal principio tu eri, eterno tu sei, Signore. Dal nulla creasti la terra, mi arredo a te. Prima ancor che io peccassi, in croce pagasti per me, il mio peccato portasti, mi arrendo a te. Che posso dire? Che posso fare?
Ragazzi, veloci per gli avvisi. Stasera non avremo i piccoli gruppi. Probabilmente per il mese di luglio non avremo i piccoli gruppi. Poi vedremo ad agosto, perché non sappiamo mai in quanti saremo, perciò ci organizziamo meglio dopo. Giornata sul lago, c'è il picnic sul lago organizzato dalla chiesa di Belluno l'11 luglio dalle 10 in poi, quindi se siete disponibili, se potete, sarà una bellissima giornata al lago di Mis, mi pare, no? Poi il 26 luglio, che è una domenica, sarà la nostra giornata sul lago, ok? Quindi usciremo, io vengo sempre qui a Treviso, passo di qua, quindi usciremo lì verso vicino l'ora finale del culto, magari un po' prima. Quelli che saranno al culto di Treviso potete tranquillamente stare fino alla fine, e poi andiamo al lago Santa Croce, sempre uguale come abbiamo fatto l'anno scorso. Portiamo del cibo, facciamo anche noi un bel picnic lì, restiamo per tutta la giornata. Questo, altri avvisi non credo ci sono. Sì, no. Parli, puoi parlare. Era subito dopo il culto, quindi avremo il bar organizzato da Jackie, c'era coxinha, gelato, giusto? E sfiha, quindi restiamo, non è perché non abbiamo i piccoli gruppi, soprattutto approfittiamo l'opportunità di non avere i piccoli gruppi, abbiamo anche un po' più di tempo disponibile, quindi restate, mangiate e aiutate i ragazzi che vanno al campeggio il prossimo mese, no? A settembre? Agosto, ok, agosto. Quindi aiutiamo i ragazzi, è importante, no? Abbiamo fatto diverse volte il bar per il nostro campeggio, quindi ci impegniamo anche un po' per aiutare loro. Va bene? Preghiamo? Grazie Padre per questo culto, grazie Signore per quello che stai facendo nelle nostre vite con il ministero di Agamove, Signore. Grazie per la vita di questi ragazzi che sono presenti questa sera. Ti chiedo che tu possa benedire ognuno di loro, Signore, che possa guidare la loro vita e aiutarli a essere sempre più simili a Cristo Gesù, Signore. Aiutali a fare la differenza in questo mondo, in nome di Gesù. Amen. Ragazzi, buona serata, Dio vi benedica, ci vediamo.